Benvenuti a Casa del Mantegna nel cortile rinascimentale. Da un'idea del sottoscritto, critico e curatore d'arte Alain Quevilot, presento una scultura all'interno di questo punto di cultura, punto energetico, punto culturale dal quale poi si dipana tutta la struttura di Casa del Mantegna, ideata e progettata proprio da Andrea Mantegna. La scultura Spazio inclinato del 2010, materiale ferro, è fatta e ideata dall'artista Giuseppe Marcotti, che è qui a fianco a me. Benvenuto innanzitutto Giuseppe e grazie per aver accettato questa idea espositiva che preannuncia la tua mostra a un mese di distanza. Benvenuto a te, grazie soprattutto a te e alla tua organizzazione di darmi questa opportunità e la visibilità non tanto ma quanto anche a un pubblico per poter poi condividere i lavori fatti. Siamo a un mese dall'apertura, 15 gennaio. Il titolo sarà Codici visivi. Partiamo subito con l'anno di quest'opera che segna anche un passaggio per te molto importante. Ricordiamo il materiale è ferro. Ferro. È stato il lavoro fatto nel 2010, il primo approccio con la materia può essere intesa in tante forme, in questo caso dal ferro, un materiale forte, però allo stesso tempo lavorabile, ti dà eternità, e quindi è stato il primo approccio proprio con la materia. Tentativi prima con la creta, con altre cose, con il cemento addirittura che mi si incastrava le mani dentro, se la presa rapida, non sapevo che cazzo era questa presa rapida. Ho cominciato i primi approcci, poi dopo a capire, a lavorare. Mi sono un po' rifatto le sculture degli anni 70 delle biennali e questo probabilmente mi è rimasto dentro, e poi nel 2010 è cominciato a uscire questa ricerca e quindi l'approccio col ferro, poi avanti saranno anche con altri materiali, con la materia. Siamo in una circolarità spaziale. Tu hai dei rimandi al concetto di spazialismo, che è comunque una vera e propria tendenza dell'arte italiana. Abbiamo delle aperture tridimensionali, spazialità diverse, possibilità di entrare, esplorare e di uscire, per comunque creare una forma di dialogo anche sinergico qui a Casa del Mantegna con il passato, però diventa anche una situazione da esplorare a livello interiore. Assolutamente. Il concetto è assolutamente perfetto, quindi quello che hai detto tu sposa completamente quello che era la mia idea su questi lavori qui, e lo spazialismo ti dà questa opportunità, questa apertura, stata in quegli anni 50, i promotori conosciuto tutti, Fontana, però al di questo volevo vedere e cercare poi nell'opera successiva quello che c'era oltre a queste aperture, una materia, c'è qualcosa, se mi dà l'apertura, esco dall'opera, però sono ancora alla ricerca di sapere cosa c'è al di là di queste aperture, perché va bene, riesco a muovermi, non ho bisogno di chiavi per entrare, per uscire, però c'è ancora da cercare qualcosa, che già qualcosa è in ballo, cosa c'è oltre al taglio, alle aperture, in questo caso ai buchi, altre cose, che questo fa parte della mia ricerca. Perché la spazialità ci ha concesso di entrare in un'altra dimensione. È quasi una dimensione divina, però, che vai a toccare. Però adesso, con una società completamente diversa dal secolo scorso, cerchiamo di indagare le chiavi o trovare delle possibili soluzioni. Entrare sì, ma cerchiamo anche di capire cosa c'è dietro. Sì, cerchiamo, perché poi questo tipo di cose, anche se non tutti adesso sono ancora già abbozzate, probabilmente tanta gente va a mostre, qualcosa ha cominciato, però c'è ancora tanto, come si può dire, diffidenza, un po' queste, diciamo, arte contemporanea, cose contemporanee, perché non è il bello,
Il bello era visibile da tutti, andiamo intorno al 5, 600, 700, al Rinascimento, il barocco, il barocchetto, le figurazioni, le cose particolari, era il bello. In queste cose non c'è il bello, allora non c'era il concetto, non era l'arte del popolo, era l'arte per l'arte per le istituzioni, per le grandi chiese che potevano pagare e portarsi a casa certe cose, quindi artisti di maniera. Adesso c'è la possibilità di essere artista dentro per primo, avere un po' il magnete, la calamita delle cose che ti circondano, la sensibilità poi di trasformarla, lavorare con i concetti dei maestri di questi ultimi anni, metterli insieme e fare qualcosa di tuo, e aggiungere un tassello in più, non che vuoi scavalcare, fare assorbire, dare qualcosa nella ricerca per poi lasciare qualcosa oppure lasciare nulla. Perché è chiaro, arriviamo anche a una concettualità che, seppur all'apparenza visiva, sempre in quest'ottica estetica, può essere semplice e riproducibile da tutti, alla fine invece è una ricerca interiore che sì, poi porta a un'essenzialità che però è molto ricca a livello culturale. E questo è da evidenziare. Sì, assolutamente sì, perché vai poi a toccare delle corde, della parte di sensibilità, corde anche molto intime, molto interiori, molto nel sociale, quindi vai in profondità in questo caso, passa la superficialità dell'estetica straordinariamente bella, entri fino ad andare nelle profondità in te stesso, quindi sono anche cose impegnative, semplici nella visione, ma ogni segno, ogni apertura, un qualcosa non è mai dato al caso. Anche la minima vite non può essere trascurata perché non vive più. È come se una persona, dando un paragone, una persona bella, vedi in faccia che soffre. Cosa soffre? Ho un dente bucato, mi fa male. È un dente solo con tutta la figura, lui non è più la persona di prima, soffre. Chiaro. È un po' una cosa, un concetto così semplice ma tanto per essere indicativo. Una continua costruzione di rimandi concettuali comunque legati. Senti, qui siamo, diamo una piccola anticipazione a chi verrà. Abbiamo questo spazio inclinato, però abbiamo anche due elementi che richiamano a qualcosa che sta al di fuori del pianeta Terra. Sì, è il collegamento con l'universo, l'universo nella parte alta, ma anche l'universo con noi stessi. Il noi stessi è rappresentato dalla sfera, quella sfera poi che non è una sfera di per sé, è circondata da questo anello d'acciaio che può essere la nostra sfera terrena, la nostra vita, i nostri concetti di vita e tutto quello che ne consegue nella quotidianità. Inserito, non pensato perché è stato prodotto nel 2010, quindi è stato concettualizzato e poi reso scultura in quel periodo, quindi un'ulteriore decade fa, però sta sempre nella sensibilità di entrare e porsi all'interno di un contesto. Bene Giuseppe, ti ringrazio molto. No, ringrazio te Alain e prossimamente speriamo che tutto vada bene, che qualche nostro visitatore possa apprezzare quello che abbiamo detto, soprattutto in questo caso ho fatto vedere questa piccola cosa. Ricordo l'apertura della mostra Giuseppe Marcotti, Codici visivi, dal 15 gennaio 2022. Grazie a tutti per l'attenzione, a presto. Arrivederci.